La casa è chiusa da tanti anni. Io vivo qui da sola e ho avuto dei momenti di tanta paura. Vive da anni quasi da reclusa la signora Silvana, residente da sempre di fronte a questa palazzina di Via dei Mille lungo il Terraglio a Mogliano. Edificio sgomberato all'alba di oggi dai carabinieri in collaborazione con la polizia locale. Una situazione difficile divenuta insostenibile all'inizio della settimana, con risse tra stranieri e l'arresto di un 26enne e di un 46enne di origini tunesine. Oggi l'irruzione e il fermo di altri 2 uomini trovati all'interno dell'edificio da tempo luogo di spaccio, così come all'ex hotel Meridiana, altro luogo controllato oggi dalle forze dell'ordine. Oggi sono arrivati i carabinieri, 5 macchine di carabinieri, tutta la stradina piena, e dopo hanno invaso anche l'ex Meridiana. Fatti vedere anche là. Però insomma c'è da aver paura. Tanta. Perché dopo tornano. Sì, tornano e sempre di nuovi. Del resto il cancello della palazzina occupata ad oggi pomeriggio non era ancora chiuso, rendendo l'edificio facile ricovero per sbandati o peggio per spaccio di stupefacenti al riparo da sguardi indiscreti. Per questo la signora Silvana, che da anni la sera d'estate come in inverno si chiude in casa e dopo una certa ora non apre più a nessuno, chiede alle istituzioni che la situazione sia risolta una volta per tutte con il ripristino della legalità in questo tratto importante di Mogliano. Aspetta chi dorme e si batte fra le ore. Sempre. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Quando che sei, non so mica. E da quanto tempo è che convive questa storia qua? 10-12 anni. E da sola, qua dentro.